È arrivata alla Mostra del Cinema e a Venezia insieme ai suoi genitori. Rocío Muñoz Morales, madrina della 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, si presenta così al suo pubblico all'Excelsior, semplice, sorridente e affabile, e incanta già il festival. Ho delle sensazioni, bellissime, delle vibrazioni bellissime. Credo che sarà una grandissima mostra. C'è una sensazione di rinascita, di liberazione, di voler anche essere travolti da questa biennale. Ci svegli un piccolo segreto domani? Come condurrai? Quale sarà il tuo discorso? Il discorso parlerà sicuramente di quanto sia il cinema importante per tutti noi. Le nostre storie, le nostre emozioni, le nostre sensazioni sono importanti per il cinema, perché il cinema vive di quello, no? Ecco cosa ha pensato quando le hanno proposto di essere madrina della Mostra del Cinema. Un po' non ci credevo, ho detto vedrai che poi mi chiamano e mi dicono no, scusa, era uno scherzo, o ci siamo sbagliati, abbiamo ripensato che sarà diversamente. Poi mi sono sentita molto fortunata, ho sentito anche subito una grande sensazione di dover rappresentare tutte le persone che lavorano alla Biennale per tanti mesi. Non poteva mancare, per concludere, un saluto ai nostri telespettatori. Ciao a tutti, sono Rosia, sono a Venezia Lido, vi mando un bacio e buona mostra a tutti.